Francesca Penzo, una delle 3 finaliste di questo concorso che vedrà decretare il miglior sommelier del Veneto. Ci faccia un resoconto della sua esperienza in aula. Allora, un'esperienza sicuramente positiva che consiglio a tutti gli associati e di tutte le età, perché è davvero un'esperienza che arricchisce dal punto di vista culturale ed emotivo, perché proprio si ha possibilità di avere nuove nozioni, di approcciarsi a nuovi orizzonti, se vogliamo, nel senso nuove conoscenze, ma anche di conoscere nuove persone e stabilire rapporti umani molto importanti, quindi un'esperienza assolutamente positiva. Da cosa è nata la sua passione per il vino e quindi il diventare sommelier e poi il frequentare la scuola concorsi e poi l'essere qui una delle 3 finaliste in tutto il Veneto? Nasce da una grande passione per il territorio. I miei genitori hanno sempre gestito un ristorante a Rosolina Mare in provincia di Rovigo e io ho sempre lavorato con loro. Dapprima, come durante il periodo di studi, io ho studiato e poi mi sono laureata in progettazione e gestione del turismo culturale e poi quando ho scelto di abbracciare appunto la promozione del territorio più dal punto di vista enogastronomico, quindi promuovendo le eccellenze del territorio, ho iniziato a lavorare con loro e ad avvicinarmi totalmente al mondo del vino e poi passo passo sono arrivata fin qui. Under my skin.